Buonasera popolo del futsal e benvenuti in compagnia di Dino Baggio per Roblox con la 20ª giornata di C1 Regione Veneto che vede in scena oggi il Miti, padrone di casa contro l'Arzignano, reduce da una vittoria di misura ai danni dell'Union Diavoli. Matteus per sinistra, Iabre a spazio, Iabre controllo del 14 verso la porta De Crescenzo. Corner Arzignano con Zuccon, l'uomo fuori dall'area, la palla è proprio a cercare il 10 che si coordina, De Crescenzo è veloce. Iabre, la pressione tra le linee di basso. Poi c'è Zuccon da Iabre che è scappato via, affronta basso, Iabre resiste con il fisico, il destro. De Crescenzo cerca Correa, è sbilanciato l'Arzignano, quindi Correa può puntare, la palla perfetta per Baldassar, Marzotto. Sempre in avanti l'Arzignano con questa rimessa, fuori per Iabre, il destro. Iabre vicino da Zuccon che poi va a puntare, il blocco di Castrati. Zuccon serve proprio il 15, De Crescenzo ancora per Correa che non addomestica bene, quindi Tumiatti gliela porta via, Tumiatti può puntare, Tumiatti passa bene in mezzo a due, poi Zuccon con il destro, De Crescenzo super, Baldassar tenuto stretto da Tumiatti, il corner però è fuori per il sinistro, sporcato di Correa che trova l'inserimento di basso, ancora 0-0 al Palasport di Vazzola con Zuccon. Castrati gli offre un supporto, poi Castrati sbaglia questo appoggio a Zuccon al centro, dentro l'area, Cardellicchio, esce Marzotto. Norsi dietro da Otero, Peruzzetto sulla destra, Peruzzetto il tocco d'esterno, ancora Orsi, perfetto l'inserimento di Peruzzetto, il tocco! Morbido morbido, sull'uscita di Marzotto, e avanti il Miti! Questa palla su questa rimessa, vi ricordiamo che sono sempre disponibili le mix card di Roblox per valorizzare le vostre migliori azioni, le vostre parate, le vostre chiusure difensive, i tackle. Andate sempre nel link in descrizione con Marzotto intanto che si avventa in avanti, va direttamente in porta. D'angolo Arzignano, situazione insolita per la squadra di Luciano che è sotto al Palasport di Vazzola. Iabre cerca Zuccon che si accentra, Zuccon non trattiene, Zuccon lascia Iabre. C'è Tumiatti, l'uomo più avanzato. Adesso Concato a puntare Brian Orsi, doppio passo, Concato il tocco per Tumiatti! Trovato libero centralmente, con la punta, anticipa i tempi, il numero 5 Leonardo Tumiatti, fa 1-1. Pressione alta di Castrati, non esce infatti il Miti, la palla resta lì, ancora Castrati traversa, poi di testa Matteus, l'uscita di De Crescenzo. Matteus, Tumiatti di fronte a lui, Matteus va lungo sul lato di sinistra dove c'è Castrati che ne punta due, Castrati, poi il tocco, il fallo che non arriva, la palla resta lì, sempre lui, Leonardo Tumiatti, questa volta con il sinistro a siglare il gol che vale 2-1 Arzignano. Otero, tale Tumiatti, Otero laterale da Cardellicchio che non si accorge dell'arrivo di Concato verso la porta, De Crescenzo, Brian Orsi a sinistra da Cescon, lo aspetta Tumiatti, autore della doppietta, il doppio passo, il numero 9 del Miti dentro da Brian Orsi, la deviazione poi arriva tra le braccia di Marzotto che fa ripartire i suoi, quindi sterza Castrati, alla fine gli offre un supporto Tumiatti, Castrati poi se ne va via, Castrati cerca di affondare il colpo, Iabre, Arzignano con Matteus che alza la testa, guarda il compagno dalla parte opposta, lo cerca, interviene benissimo, è pronto nel posto giusto Alexis Otero, quindi Brian Orsi, Miti occasione di fronte a Miti, tenta la soluzione con il power play, intanto Alexis Otero a sinistra, Peruzzetto, Brian Orsi al centro dove arriva Correa che con la punta la mette alle spalle di Marzotto, l'allenatore e giocatore, il numero 10. Il taglio di Tumiatti lo tiene lì Otero, ancora Castrati però non affonda il colpo, Castrati cerca il momento giusto per andare alla conclusione che arriva Deus. Adesso deve velocizzare l'Arzignano, power play con la maglia gialla, numero 10 Zuccon, la palla in mezzo, Iabre deve cercare il varco giusto l'Arzignano, ma il Miti è chiuso come le poste la domenica, Zuccon verso la porta, Brian Orsi deviazione, ancora Iabre, palla dentro, Otero da terra, mette fuori, in avanti con le ultime speranze l'Arzignano, Zuccon ancora da Iabre che ha spazio per cercare la porta, Otero addosso a un uomo in maglia biancorossa, vuole l'angolo, ma non è così per Castrati, quindi De Crescenzo riprende questa palla addirittura a far ripartire i suoi, Baldassar scivola, ma riparte ancora la squadra ospite e non c'è più tempo al Palasport di Vazzola, finisce così, si ferma, viene fermata la corazzata di mister Sebastiano Luciano dal Miti Viginalis, non basta la doppietta di Tumiatti, il pari per il Miti che non molla, il gol di Correa regala un punto d'oro ai suoi, finisce 2-2.